Chi l'ha detto che il primo giorno di scuola accade una sola volta nella vita? Stando ai volti e all'espressione di oggi, le occasioni sono almeno due se non tre, ovvero da bambino, ma poi anche da genitore e se ci si arriva anche da nonno. Era questa la sensazione che si provava oggi fuori dalle elementari, anche se ora si dice primarie, Giovanni Pascoli di Treviso. Dopo gli storici bidelli, figure impresse nella storia di ogni ribigino, le prime ad arrivare sono le maestre. Primo giorno di scuola anche per le maestre. Certo, come sempre, pronti all'appello. Senta, da quanti anni il primo giorno di scuola? Quanti anni? Quasi 40. Ed è sempre la stessa emozione, quindi ci teniamo bene, dai. Prima ad arrivare con una mezz'ora abbondante di anticipo questa famigliola, con il neoalunno sicuramente più a suo agio rispetto a mamma e papà. Siamo tutti e due abbastanza emozionati. E la mamma che dice? La mamma dice che inizia un percorso importante. Com'è stato il suo primo giorno di scuola? Il mio primo giorno di scuola, una gran confusione. Col passare dei minuti si crea una piccola folla davanti ai cancelli e guardando questi volti si capisce come la nostra comunità sia davvero già multietnica. La scuola ormai è così, noi ci prepariamo ad accoglierli. Lei che vive con i bambini, loro riescono a integrarsi subito? Secondo me sì, fanno meno fatica loro rispetto a noi. Genitori provenienti da ogni parte del mondo, ma tutti accomunati dalla stessa emozione del primo giorno di scuola. Lei. Emozionata? Sì, molto. Più lei o la mamma? Sì, anche tutti e due. Cosa farai oggi? Non lo so. Ti vedo un po' arrabbiato però, era meglio stavi a letto? Sì, ancora sono. Emozionato il papà? Sì, un po', un po' sì. Poi si inizia ad entrare e scopri che in un giorno come questo anche chi di mestiere fa divertire i bambini può trovarsi nella situazione di non saper come fare a far smettere di piangere la figlia. Il papà ride sempre e i bambini sono preoccupati giustamente del secondo anno di scuola. E poi è un tripudio di foto con telefonini per immortalare un momento storico di ognuno. Infine, immancabile, la foto tutti assieme, bambini, genitori, insegnanti, e poi via verso la nuova avventura della vita.